Regina del Sacratissimo Rosario, Regina della Pace, Regina della Famiglia, Regina del Monte Carmelo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, consegniamo nelle tue mani, o Padre, questa nostra preghiera di lode, rivolta alla tua umile ancella, la Vergine stessa che vorrà deporla ai piedi di Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, ci aiuti con la sua grazia a essere ogni giorno capaci di seminare pace e fraternità in un mondo lacerato da violenze e ingiustizie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù, manda santi sacerdoti e ferventi religiosi nella tua santa Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Gesù, ti amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Da circa 3 secoli si conserva nella nostra Basilica di Santa Maria Maggiore una reliquia della Santa Croce, portata a Spaccaforno dal frate Giovan Battista da Milano, come dono al marchese Don Maurizio Statella, in una piccola croce di cristallo di monte. La reliquia, autenticata presso la Curia Vescovile di Siracusa il 22 luglio del 1624, col permesso di Papa Innocenzo X, porta il sigillo del cardinale Francesco Maidalchini, il quale attestava che il frammento era stato preso dalla croce di Cristo, custodita nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. In seguito il marchese Statella, essendo scampato al terremoto che distrusse l'antica Spaccaforno nel 1693, ne fece dono alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Ed ecco che la fede sostanzialmente cristocentrica del popolo spaccafornaro ha ritenuto opportuno processionare la reliquia della Santa Croce, inserita nella patena, il martedì che precede le ceneri, il giorno in cui l'antico calendario siciliano segnava il ricordo della flagellazione. Da ciò il popolo ha conosciuto l'espressione «Uiova Santo Picciulu», ad indicare il giorno liturgico della patena. Inoltre, per rafforzare ancora di più il legame di questo giorno con la passione di Cristo, la pietà popolare ha voluto che la patena, contenente il legno della croce, venisse ad essere esposta il giovedì santo sul capo del Cristo flagellato alla colonna, come aureola. Il giorno della patena, pertanto, è un giorno di festa per l'intera comunità parrocchiale, perché come cristiani possiamo veramente gustare un fatto certo, quello di essere stati salvati dalla croce di Cristo. La sua vittoria pasquale, il suo trionfo sul male e sulla morte, è speranza per l'intera umanità, promessa e anticipazione di una vita nuova. Sappiamo bene che ancora oggi Cristo vive e soffre in tanti nostri fratelli e sorelle, nei piccoli e nei poveri, nei diseredati e nei malati, nei carcerati e nei perseguitati, nei senza tetto e senza patria, in coloro che sono vittime della violenza, della guerra, della persecuzione e del terrorismo. Nella sua passione si leggono le sofferenze dell'umanità. Nei volti materiati uomini e donne del nostro tempo si scorge il volto di Cristo accusato, dileggiato, crocifisso. Ma nel volto di Cristo risplende il volto di Dio, nostro Salvatore. Continuiamo questa celebrazione pregando per i nostri ammalati e per la pace nel mondo. All'inizio di questa concelebrazione eucaristica un caro saluto a Monsignor Carbonaro, che ha accettato l'invito a presiedere l'Eucaristia in questo giorno di festa per la nostra comunità parrocchiale, ma anche per la nostra comunità cittadina. La reliquia della croce, come è stato ben detto nell'introduzione storica, è una reliquia che rileva e motiva la forza attrattiva che il Cristo sofferente ha nei confronti dei cuori e delle storie di ognuno di noi. La processione che ogni anno segue a questa concelebrazione eucaristica è il segno di questo Gesù sofferente che, passando tra le case e le storie degli uomini e delle donne, si rivela come fonte di luce e di speranza per ognuno di noi. Grazie allora per aver accettato l'invito, grazie anche all'amministrazione comunale per la presenza, alla senatrice Moltisanti, a tutta la comunità parrocchiale e a tutti i fedeli che oggi siete qui insieme a noi a celebrare l'Eucaristia. Grazie Don Gianni, grazie a tutti voi di questa accoglienza amica, ma che ha le sue radici lontane nel tempo, proprio perché qui si possono porre anche le radici della mia fede, della mia vocazione cristiana e poi anche religiosa, sacerdotale e oggi
grazie a Papa Francesco anche episcopale. Chiediamo al Signore, come dice l'Apostolo Paolo, Lui che è la nostra pace, di crearci qui, nei nostri cuori, in questa nostra città, nel mondo intero, i doni dell'unità, i doni della fraternità, perché la croce di Cristo è proprio questo segno innalzato sul mondo e sulla storia che ci permette di guardare in alto, di guardare con gli occhi di Gesù, di guardare con gli occhi del Redentore della nostra umanità. E allora chiediamo perdono dei nostri peccati, invochiamo su di noi e sull'umanità intera la sua pazienza, la sua benignità e la sua mitezza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento. Ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole. Rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Quando li faceva perire lo cercavano, ritornavano e ancora si volgevano a Dio. Ricordavano che Dio è il loro rupe ed Io l'Altissimo, il loro Salvatore. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Lo lusingavano con la bocca e gli
gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Parola del Signore. È piccolissimo il frammento che è conservato nella corona che il Cristo alla colonna porta, dove i nostri padri hanno inserito questo frammento, come abbiamo sentito dalla nota storica, che è arrivato qui a Ispica. Un frammento piccolissimo. Mi fa pensare che Dio ragiona sempre per piccolezza e per frammenti, che l'amore suo è sempre germinativo, è sempre qualcosa di piccolo che deve essere seminato perché nel cuore produca in abbondanza. Pezzettino di legno, che cos'è? Però per noi è tutto, perché ci ricorda l'amore che ci ha generati e che ci ha redenti. Quel piccolissimo pezzettino di legno, come direbbe Gesù nel Vangelo, è come il chicco di grano che cade in terra, muore e produce frutto. Ecco perché la Chiesa va sempre non per grandezza, ma per piccolezza quando deve annunciare il Vangelo. Ed è il Vangelo dei frammenti, che poi noi dobbiamo mettere insieme. Papa Francesco, questa mattina vi invito a pregare per lui. Da tutta la Chiesa sta salendo una preghiera incessante per il nostro Papa, per la sua malattia, per il modo con cui lui sta affrontando anche il mistero della croce, che è per tutti noi, anche per un Papa. Non si è esenti dal dolore, dalla sofferenza, ma si è disposti a essere totalmente attenti a quel dono di sé che è la testimonianza della fede. Bene, Papa Francesco ci ha consegnato qualche tempo fa una lettera che vi invito a riflettere, a riprendere in mano sul cuore di Gesù e sul cuore dell'uomo. E anche lui in quella lettera dice lì che la nostra storia, questo nostro tempo, la nostra vita, la nostra società è frammentata, è a pezzettini. E dove ricostruiamo la nostra storia? Nel nostro cuore, nella profondità del nostro cuore. Lì dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi, perché lì poi Dio costruisce il suo progetto per noi, che è sempre un progetto d'amore. Nella pagina del Vangelo abbiamo appena ascoltato la figura di questo Nicodemo. Nicodemo era uno dei grandi capi del Sinedrio, lo ritroveremo Nicodemo al termine della pagina del Vangelo di Giovanni, qui timoroso, perché aveva paura di essere giudicato dai suoi fratelli farisei, e dice il testo di Giovanni, va di notte
da Gesù con il suo pezzettino di fede nel cuore per dire: Signore, aumenta questa mia fede, fa che io possa capire qualcosa di chi sei tu e che cosa fai tu per me. Forse questo circolava nel cuore di Nicodemo, ma non è forse quello che circola anche nei nostri cuori? Noi qui siamo per chiedere al Signore: Signore, fa crescere la nostra fede. È piccolissima, ma tu la puoi rendere grande, perché tu puoi generare nel nostro cuore la grandezza della nostra fede. Solo tu lo puoi fare. E Nicodemo, come ciascuno di noi, è consapevole che la fede non cresce semplicemente perché facciamo delle cose, perché le facciamo più belle degli altri. No, la fede cresce nel momento in cui nella nostra vita noi ci fidiamo del Signore e le nostre scelte diventano consapevoli e la nostra paura di servire il Signore diventa coraggiosa e abbondante. Nicodemo che va da Gesù di notte, di nascosto, il giorno in cui Gesù viene crocifisso, si recherà lì davanti alla croce, farà staccare Gesù dalla croce e porterà un'abbondanza di profumi, di mirra per conservare il corpo del Signore. Tutti i coraggiosi sono scappati, lui, il timido, è lì davanti alla croce, davanti al crocifisso, perché ha capito quel passaggio dalla notte alla luce dove Gesù lo vuole portare. Non l'abbiamo letto nella pagina del Vangelo, ma c'è una parola importantissima che è la chiave di lettura di tutto il Vangelo di Giovanni: rinascere. Gesù gli dice: se tu non rinascerai dall'alto, se tu non rinascerai dallo Spirito, potrai continuare a fare opere belle, a compiere la legge, a essere significativo nella tua vita, ma la tua deve essere una rinascita dall'alto. Che belle queste parole: rinascere, riconciliarsi, risorgere. Hanno sempre questo questo di più che serve. Perché le nostre mancanze vengono, diciamo così, riportate a completezza solo dal Signore. Noi non ci possiamo dare la vita ce la può dare solo il Signore. Ecco perché dobbiamo rinascere dall'alto insieme con Lui. E allora, carissimi fratelli e sorelle, noi siamo qui questa mattina non per obbedire a un segno antico della tradizione dei nostri padri, sì, lo facciamo, è importantissimo, ma per cogliere questa parola profonda che è nel Vangelo. I pezzettini della mia vita io li metto insieme solo se guardo a Cristo e questi crocifisso. Io potrò rinascere nella mia vita se mi fido unicamente del Signore, se porto la mia fragilità e la mia debolezza davanti a Lui, se mi fido pienamente di Lui. Ecco. E allora questa mattina con gioia, come diceva Don Gianni prima, portiamo tra le nostre strade e tra le nostre case questo frammento del dolore e dell'amore di Dio che ci ha donato il suo Figlio Gesù, che ha riconciliato il mondo con Lui, ci dice Giovanni nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. Se c'è una distanza profonda fra il mondo e Dio, solo Gesù, con il suo amore, con il dono di sé, può ricolmarla. E questo non è accaduto solo ieri, continua ad accadere ancora oggi. Quando volgiamo, diceva Papa Francesco tantissime volte, in questo mistero di guerra, in questo mistero di odio universale che è davanti ai nostri occhi, se solo alziamo lo sguardo davanti a Cristo crocifisso, lì troviamo il segreto della nostra pace, della nostra riconciliazione, della nostra rinascita.
Fratelli e sorelle, con animo colmo di gratitudine e venerazione, ci raduniamo in questo giorno di grazia in cui la comunità di Ispica è chiamata a custodire e onorare la preziosa reliquia della Santa Croce di Cristo. Nel contesto dell'anno giubilare della speranza, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio Padre, sorgente inesauribile di ogni speranza, che nel suo Figlio Gesù ha innalzato l'albero della vita per la redenzione dell'umanità. Uniti in una sola voce, contempliamo il mistero della croce, segno supremo di amore e speranza per il mondo intero, e innalziamo la nostra supplica dicendo: per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che sulla croce hai manifestato il tuo amore insondabile per l'umanità, guarda con benevolenza la tua Chiesa. Concedile la forza e la grazia di essere autentico testimone di speranza in questo anno giubilare, affinché con rinnovato ardore annunci la gioia del Vangelo a tutte le genti. Donale la pazienza dell'ascolto, il coraggio del dialogo e la perseveranza nella ricerca di una comprensione autentica. Preghiamo. Per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Signore Gesù, divino medico delle anime e dei corpi, ti affidiamo Papa Francesco in questo tempo provato dalla malattia e fondi su di lui il conforto del tuo amore. Concedigli forza e pazienza nella sofferenza e ricolmalo nella speranza nella guarigione. Sostienilo con la tua grazia. Guida con sapienza coloro che si prendono cura di lui e dona a noi, suoi figli, nella fede, la grazia di accompagnarlo con la preghiera fervente e sincero affetto. Preghiamo. Per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Gesù, Principe della pace, ti affidiamo i governanti e i responsabili delle nazioni. Illumina le loro menti affinché operino con saggezza e giustizia nella costruzione di un ordine sociale fondato sulla solidarietà e sulla fraternità universale. Infondi la tua divina pace nelle terre martoriate dalla guerra e dalla violenza, affinché i popoli dilaniati dal conflitto possano ritrovare concordia e sicurezza sotto la tua guida misericordiosa. Preghiamo. Per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Dio onnipotente ed eterno, che nella tua provvidenza hai affidato alla comunità di Ispica la custodia della preziosa reliquia della Sacra Patena, volgiamo a te la nostra supplica per tutti i suoi abitanti. Concedi loro di custodire con fedeltà il dono della fede, seguendo l'esempio dei loro antenati. Fa che vivano nella comunione fraterna e siano autentici testimoni della speranza cristiana, irradiando con gioia la luce del Vangelo. Preghiamo. Per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che hai amato i giovani e hai santificato la vita familiare con la tua presenza, ti affidiamo i giovani spicesi e tutte le famiglie. Concedi loro in questo anno giubilare la grazia di riconoscere e accogliere la tua chiamata ad essere autentici testimoni di speranza e di gioia cristiana. Sostieni i genitori nella loro missione educativa affinché sappiano guidare i figli nella fede e trasmettere con rettitudine i valori evangelici. Preghiamo. Per la croce del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Per tutti i nostri fratelli defunti, in particolare per Dionisio Moltisanti, Concettina Moltisanti, Mema Moltisanti, Pina Avveduto, Rubino Salvatore, Ricca Carmela, Lupo Antonio, Guarino Angela, Lupo Michelangelo, Lorefice Nella, Carpanzano Antonino, Caruso Cristina, Carpintieri Carmelo, Latina Giuseppe, Corrado Iacono, Angela Leontini, Giovanni Medici, Barone Pietro Avveduto Giuseppe, Salvatore Vaccaro, Giuseppe Sigona, Vitale Giuseppe,
Domenico Loverso, Salvatore Loverso, Carmela Guarino, Giuseppe Guarino, Salvatore Lorefice, Orazio Spataro, Francesco Campailla, Giovanni Medici, Peppe Baglieri, Angelo Laudicino, Zaccaria Pietro, Migliore Giorgia. Preghiamo insieme, diciamo: l'eterno riposo dona loro, Signore. O Dio Padre onnipotente e misericordioso, che ascolti il grido del tuo popolo e benignamente accogli le suppliche di coloro che con fiducia si rivolgono a te, degnati di esaudire le nostre invocazioni e fondi su di noi l'abbondanza dei doni del tuo Santo Spirito, affinché la fede che ci illumina, la speranza che ci sostiene e la carità che ci conforma a Cristo siano saldamente radicate nel mistero della sua Santa Croce. Te lo domandiamo, Padre, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia oggi gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle nostre mani questo sacrificio. A lode e gloria al Signore. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offriamo sull'altare della croce. Espiò il peccato del mondo per Cristo nostro Signore. Amen. Che il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel legno della croce Tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita, e chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre,
fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, il Vescovo Davide che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.
Per ricevere la Santa Comunione ci saranno 6 postazioni, 2 davanti all'altare, 2 ai lati e 2 a metà navata.
prima del post comunio e della benedizione finale, poi procedere con la processione con la reliquia della croce. Nuovamente un grazie a Monsignor Carbonaro per aver celebrato e presieduto questa Eucaristia, un grazie a tutti i confratelli presenti, un grazie al coro Mater Dei che ha animato questa Eucaristia, un grazie al gruppo indirettamente che ha permesso di poter partecipare e assistere a questa celebrazione eucaristica attraverso i social, ma anche attraverso un canale TV che ha consentito a tanti dei nostri ammalati, ma anche a tanti spicesi che vivono fuori Ispica, di poter partecipare, anche se a distanza, a questa celebrazione eucaristica. Eccellenza vuole essere un segno della nostra gratitudine per la sua presenza in mezzo a noi, per aver celebrato in questo anno santo 2025 la festa della Patena con noi. Abbiamo voluto regalarle questo papiro su cui sono incise dall'artista Annibale Vanetti, è inciso l'effigie della chiesa della Cava. Lei da ispicese sa bene che ogni anno santo il Santissimo Cristo scende con tutto il popolo alla chiesa della Cava e abbiamo pensato che questo sia un segno sincero e vero della nostra gratitudine, del nostro affetto nei suoi confronti. Grazie. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della resurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Vorrei che questa benedizione, un frammento di questa benedizione giungesse nelle vostre case. Portatela dove ci sono le persone che soffrono, gli ammalati, i più piccoli, i giovani, coloro che magari sono indifferenti a tutto quello che noi abbiamo celebrato. E Cristo, non con le nostre forze, ma con la sua grazia che entra nei cuori di tutti. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
Santo